principale, che sta facendo? Sta comprando certi sacchi in due mesi. Va benissimo, va. Sottovoce, forza, forza, presta presta. Non Peppe, e io ce l'ho fatto. E io c'è la stazione. Sì, che le affari in un momento, forza, pigliate il carta, forza. Vuoi che mi passa per un basta? Poi cane, sottovoce, sì, tu sì. Oh che giorno, oh che giorno, oh che giorno d'allegria, che delizia, che delizia, che delizia, che goder. Per gli sposi, per gli sposi, per gli sposi questo sia un principio, un principio, un principio di piacere. Oh, che piace! E mo che resta anche resta? Questa è la voce del soprano che deve cantare. Non è già stata ancora capace di trovare una voce di donna. Forza, continuiamo, continuiamo. Viva, 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 viva la sposina, pien di grazia, pien di grazia, pien di grazia e di beltà. Per gli sposi, per gli sposi, per gli sposi questo sia un principio, un principio, un principio di piacere. Oh, che piace! Zitta, La signora. Ma che lei stiamo cantando? no, non signore, era una pazzia. È stato Don Peppino che... Ma no, seguitate perché mi facete piacere. Io amo il canto, amo la musica e amo l'arte. Veramente, signore, che possiate essere benedetta. Voi amate il canto, la musica, significa che tenete cora, tenete sangue nelle vene. Un nostro principale no, un nostro principale odia la musica ed è nemico della poesia. Ma caro Don Peppino, il vostro principale, disgraziatamente mio marito, non è un uomo, è un animale qualunque. Ma che stiamo cantando? No, signori, è un coro che ho composto io in occasione del matrimonio della vostra figliastra. Venite, chi non volesse mai uscire, signore, scendesse vostro marito, chi lo mi licenziasse. Io invece vi posso dire che è uscita una cosa bella assai. Ma come? Voi conoscete la musica e siete capaci di scrivere un coro? Conosco la musica. Signore, ha già scritto delle opere colossali. E come vada poi? Signore, perché non mi hanno incoraggiato, non ho avuto fortuna. Chiedete, signore, chiedete a Napoli chi era il maestro Giuseppe Rosso. E che io ho scritto tanto e ho guadagnato poco. Guardate, io poi per tirare avanti sono costretto a registrare delle casse di fighe secche a rinviolate. Ma io, signore, io sono nato per l'arte. Che volete? Quella è l'arte che mi rimpone. Io certe volte scrivo dei versi, poi ci metto la musica e escono delle cose bellissime. Io sono stato sfortunato pure con cognome. Io perché mi chiamo Rosso. Se mi fossi chiamato Verde, oggi fosse nato Giuseppe Verde. E questo coro lo canterete domani sera? Sì, signore, sì, domani sera perfettamente. Però, signore, ne abbiamo provato poco qua. Il San Luigi e chissà da Castellano con Muricano. Non Peppe, non mi Napolitano. Ma quando mai abbiamo cantato? Ma poi se il principale San Antonio, ma sapete che ci inguidiamo? Che ci guidiamo, ma non dobbiamo avere più paura. Ma siamo protetti dalla signora. No, scusate Don Peppe, io non voglio mischiarmi in mezzo a queste cose. Quello è un uomo terribile, non voglio mai uscire, sentessi che i giovani in un magazzino sono protetti da me. Mamma mia, succede a Riano Chiassa. Figurate, ma cacchino, tanto che è geloso. E non mi posso manco affacciare la finestra. E quando voglio uscire un po' che già uscì questo. Vabbè, ma aveva ragione però. Ma che ragione? Questo si chiama rendere infelice una donna. Io capisco che uno può essere un poco geloso, ma arrivare a chi lo punto poi no. Chi là era? Alla pretta la gabbia e ne facette fuori un canario. Un canario? Ma perché? Perché dicette che io lo voleva troppo bene e che essa non poteva sopportare sta cosa. Questo è bello. Ma che lo volete sapere? Chi le a fare serie? Papà, perché era ricco, mulette fa sposare per forza. E mo' già passato stuaia. Mo' si se una donna che stava qua bascia, sapete che si fa afferrare? Signor, un principale. Non decide che stava qua, non decide. Lui! Ma uno che li mette le pulite e fa impressa che stanno ancora in fico secco che se ne hanno buttunato. Michele, va a preparare la spedizione per Napoli, hai capito? Fa impressa. Subito. Peppe, che stanno 65 lire, metti lì nella cassa e scassa un repito di un carmeriere. Va bene. Ma trovo Giulietta mia, mo che sta facendo? A proposito, non mi scordavo. Se ne vanno pure 60 pasetti con Severa all'albergo Sirena. Va bene. No, assolutamente c'è bisogno di un segretario, una persona di fiducia che si guarda gli interessi miei. Prima stevi in società di Ignazzi e si faceva tutto così. Poi quando ci siamo spartuti e mi sono congiurato da volta, la capa non mi aiuta più.
Stava aspettando un giovane che si aveva presentato stamattina. E a proposito, fosse venuto qualcuno che mi aveva trovato. Sì signore, è venuto un giovinotto, è detto che torna più tardi. E lasciate sto bigliettato, si te. E fammi vedere. Felice Ciasciamutto. Ah, e chi sì signore, e chi sei deve essere la persona che mi ha raccomandato di aiutare. Ma perché ne ha fatto aspettare? Io che ne so, chi le è detto che tornava più tardi, si faceva un giro per studente e poi venire. Va buono, va buono. La trovo Giulietta mia, mo che sta facendo? Ma... Mi sente raddoppo? Ma fosse sceso moglie, ma cabasce. Non signore. Come non signore, non dici di bugie. Mi sente adoro. Come se fosse un pane. Io vi dico che la moglie vostra, che bascia, ne è venuta. Sicuro? Sì signore. Più ci pensi e più capisci che ci ha fatto male a menzurare una volta. E per gli di ruota me l'ha già pigliata pure giovane e bella. Sto pensiero non mi farà dormire la notte. Mi pare che come si pure l'aria me la rubasse. La già mise la cameriera vicino che mi ha fatto sapere tutto quello che avevo visto. E me ne sto sicuro lo stesso. Che lì cameriera sono sempre cameriera e può essere che non mi dice tutte cose. O questa ancora figlia brinda a casa non è niente. Ma mo che addirittura quando sono solo. Moglie mi resta sola. Allora sono dolori di parte. Signor! Che è stato? Voi mi decisero che volevate sapere tutto quello che faceva la moglie vostra quando voi non c'è stato? Sì, signore. Poco prima ha voluto essere lavato pulito, giurillo, paciuttiello. E allora? Poi ci ha messo tanta povera, ha pettinato tanto bella, sta imparando a fare i giochi. I giochi? Quello ha messo in davanti di muro e dice alzati Cirillo, abbassati Cirillo, scodizzala Cirillo. Credo che ci ha fatto buono, può dire. Sì, hai fatto buono, non ci stai. Ma non perché poi tutta questa preoccupazione con sto quaciuttiello? Avete vedere quanta passa con la rasa. Che dice la vasata? Stasera sparo un quaciuttiello. Vabbè, vattene in coppa, va. A sempre di sti quattro noci. Grazie tante. Che? E che ne già fa? Mamma mia. Ma sai che faccio? Piglio un quaciuttiello e un regalo a Ignazio. Non è già capito come imparare a fare i giochi. Impara a me a fare sti giochi, io le ce l'ho. Ferma Pasquale, metti di qua Pasquale. E dice come sa imparato qua, mi posso imparare io. Non è già capito. Così va. E prima che stai facendo? Niente, sto assommando certi conti. E per assumere i conti porta la battuta? Mi porta a battuta? Non signore, io non mi trovo con certi conti, allora mi sa chiamare il battuto. Allora diceva dove sarà l'errore? Dove sarà l'errore? Io penso che questo tuo qui deve essere mezzo pazzo. A proposito, principale, oggi è scaduta a cambiare i torno a Tanati. Amma fa? Come che sa da fare? A cambiare la pancassata. Anche Pure fa un prezzo. Oh che Muore. piacere, oh che piacere, che piacere! E non avere una voce di donna. Guardate un po' con questa gente. Signor! Da volta, che è stata? Signore, ha avuto una visita. Una visita? E che visita? È venuta con mare insieme con figlio. Con mare insieme con i figli, maschera. È buono che chi le voglio uccidere i loro c'hanno, che può fare? Ma poi tu non voglio uccidere chi sta dopo combinare con piattino. Fammi una cosa, vengo prima subito perché non mi posso muovere a cabascia, stipo di sti quattro fico secco, va? Signor, però, voi muoverate il fico secco. Ma voi mi diceste che mi arrivava mezza lira ogni imbasciata che vi portavo. E voi mi state abbuffando, non c'è fico secco. Io ti dicete mezza lira ogni masciata positiva, serio. Quando sono sciocchezze tu non conosci il fico secco. Va, vattene in coppa, mo, metti a parlare pure qua a mavrera. Guardate un po', guardate che si passi in sta casa. Questo qua tutto a posto che la spedizione. Meno male, Michele Pima, chi ti ha mandato? Stiamo a sentire, io mi vedo allontanato un momento, che lui sta in coppa a comare, sta con i figli, capite? Ti vedo allontanato. Il figlio è maschio, capite? E non lo sanno, ma non si può mai sapere. Si viene qualcuno fa l'aspettare. Lo faccio aspettare. Sì. Pover'uomo, a che censurato non conclude più. Ma ha ragione però, che la moglie è buona assai. Io quando la vedo che saccio, sente fare carne pocuno. Scusa,
Poi, che qui, capi che? Condivido, e che fate da queste parti? Ci è venuto un attimo per affare, ma tu piuttosto che ci fai? Voi sapete, io ero giovane di notare, avete l'occasione di trovare sta piazza e mo faccio scrivano. Ah, benissimo, benissimo. Dimmi una cosa, un principale tuo per caso si chiama Don Pasquale Catone? Sì signore, ricco commerciante. Ah, bene, bene, bene. Dimmi una cosa ancora. Per caso che prima fosse venuto un giovinotto, un certo felice ciosciabocca. Sì signore, ha lasciato un biglietto a visita sua dicendo che è nato poco veneva. Ha lasciato un biglietto alla visita, che? Voglio parlare per il sa. E perché? Per un servizio che l'ha già combinato, dici una rivincita che mi aveva pigliato. Ma che cosa? Mo ti spiego tutte cose, Michele, però, mi raccomando, Ma va pare. Io sto felice su Sciambocca, ci sappiamo quando eravamo creature, ci volevamo bene con Matteo i frati, e ci hanno fatto sempre scherzi amici, ma roba è guaglione, capisci? Quando che se invece una volta come convini, che mi aveva sposato una figliola con 30.000 ducati di tutto, un padre a mamma, e che tu dica a fare, ricchissimi, ricchissimi. E quando la sera che avevi a firmare un contratto di matrimonio mi arriva una lettera firmata dal padre a guaglione, cui si è scritto: carissimo genere, siccome oggi è carnevale ho pensato di firmare il contratto di matrimonio con tutti gli invitati vestiti in maschera. Vi ho voluto avvisare così vi scegliete un bel vestito pure voi e facete una bella figura. Ah, bella figura, Michele, io mi crederete e mi ha presentato in mezzo a tanta signora vissuta come un animale, vissuta selvaggia, la faccia tutta dignuta e coscia fuori, rotta, succedette che le canne aveva successo, e perché un padre e la mamma sono inquietati, dicette, sacci che io l'avevo offesa, e dicette che non mi volete non faccio scusa la figlia. Un giorno la roba, veramente, acchiappai a felice che l'assassino, e mi dicette che era statista perché si credeva che si mensurava, si rompeva l'amicizia. Pensano poco, Michele, i per una sciocchezza che sta già perso 30.000 ducati. Ha già capito. E voi mo, volete aprire in da scarpa, c'è stato combinando qualche cosarella. Perfettamente, è una cosa che non si può mai aspettare. Ma che cosa? Su Don Felice, un giorno fa, si presenta da zio un deputato, capite che è un deputato caro? E cercava di essere piazzato a qualche posto come segretario, un guaglione di fiducia, capisci? Zio mi subito pensai a sto Don Pasquale Catone. E pure io ho fatto, io te da zio, e tanto che pregai, che facette fa tutto quello che ricevi. Ma che lo faceste fare? Vinto un biglietto che ha portato a prima, all'ultimo ci ha fatto mettere la cosa. Mi chiede quando un principale tu hai la legge, sto facendo l'anno per il sa. Ma che cosa? Ma non ti posso dire niente più, che cosa, che non siamo mai venuti a non mangia favore, ci faremo rimane. Venga, e tu mi conti tutte cose. State pure, Michele, state pure. Statevi bene, guardate, quando uno non tiene a che pensare, chi lo usa buono, tiene solo a essa e lo fa passare qualsiasi pulito. Vieni. Io non capisco che significa questo rispondere a così alterato. Io sono tuo padre, capite? E come padre intendo essere rispettato. Ma io vi rispetto, vi stimo e vi voglio bene. So che mi siete padre, ma non avete il diritto di rendermi infelice per tutta la mia vita. Sento, non parla italiano come fai a tacchini. Il dialetto non lo so parlare. Che lì cangheri monico francesi me l'hanno imparata così superbo. Io non capisco perché non tu vuoi sposare Don Carluccio uno con Ignazio. È giovane, è simpatico, è coraggioso, non si tiene la parola a nessuno, ti va bene, non è magari vai 2 anni. E a voi tutte queste cose bastano. A me no, io non l'amo. E perché? Perché è un uomo rozzo, senza maniera, senza gentilezza. Lo voglio ammaretare con un giovane nobile, generoso, aristocratico. Ma tu sono pure in capo. Vedi quante cose sei imparato sta muzzacuto. Comunque hai girato una parola e tu che le fai? Sono senza che facciamo questi. Prima dici che sì e poi dici che no. Rimane se da firmare un contratto assolutamente. Ma io? State zitto, vattene a coppa, marcia. Ma perché non va a Don Carluccio? Che se volesse sapere? Che ne faccio, Michele? Mi si vede qualche vermuzzulo per la capatena. Io francamente mi metto paura su Don Carluccio. Quello è terribile, può essere pure come fa qualche cosa. Ah, che se certo. Che per tutto questo tempo sei come un chiamo. Carluccio l'uomo di ferro, tanta forza catena. Di per me lo faccio primo buffone. Signor! Che è stato? Non schiantato? Signor! Ah, signore, si sta lavando la faccia! Che ha già fatto? L'ha già voluto dire, l'ha già sbagliata? No, non è che è sbagliato, non c'è te, ma quando si tratta di una lavata di faccia lo può pure far bene. Che è? E fico secca, mi volete Con una lavata di faccia? Guarda, pare, mi fico te che è una lavata di faccia. Ah, mannaggia, quando mi sono congiurati, non bastava di pensiero un negozio, ma si mette pure chi li mugliere. Mi volesse spartere a metà bascia e metà in coppa. E per giunta di rotolo, ma si mette pure figlio.
Agit, questa è una casa di pazzi che sta qua. Principale, Ui. fuori c'è quello giovane che ha lasciato un biglietto da visita. Ah, ma chi è? C'è un felice sciamò? Sì, signore. E fallo trasì, un felice da là fuori, guardate un po'. Favorite? Se mi è stunato proprio. Grazie tanto, grazie tanto. Prego, prego, accomodate. Voi siete il signor Felice Sciamocca? A servirvi, a servirvi. Vi ha mandato il deputato Cardi, è vero? Perfettamente, il quale vi saluto e vi ricordo di non dimenticarvi delle figusecche imbuttonate. Per carità, che già sono pronto, figurate. Ma vi ha fatto sapere che avevate bisogno di un segretario e ha deciso di preferire me. Molto bene, molto bene. Che età avete? 32 anni e 4 mesi. Sono stato 10 anni con Ravel a Napoli, poi me ne sono andato perché non mi volevo aumentare. Potete domandare a Ravel stesso io chi sono. Oh, signore, non ci stai bisogno di domandare a nessuno. Voi conoscete il deputato? E sta bene così. Questa è la mia lettera di presentazione. Ah, grazie, grazie. Partite proprio. Vediamo un po' che dice sta lettera, che sicuramente un deputato. Ecco qua. Caro ed illustre amico Pasquale, che le muovo bene, un deputato. Come vi avevo promesso vi invio il segretario. Egli è un bravissimo giovane, onesto, leale e faticatore, che sia la cosa più importante. Devo dirvi però che il povero figliuolo è disgraziato assai. All'età di 15 anni fu condotto in un harem di Costantinopoli dove lo hanno reso. È proprio il tipo che fa per voi. Siate delicato e non ricordategli mai la sua infermità. Vogliatelo bene, vostro affezionatissimo Cardi. Bene, 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 la lettera parla molto bene di voi. È bontà del deputato. Che ci volete fare? Nella vita ci stanno altre soddisfazioni, che volete fare? Comunque vi prendo al mio servizio, con lo stipendio di 100 lire al mese. Alloggio, vitto, lavatura, imbiancatura e stiratura. Quello che fate voi sta ben fatto. Io vi metterò a parte di tutti gli affari miei e di tutti i segreti miei. Eppure voi dovete fare altrettanto con me. Sarete per me come un secondo padre. Io penso che da essere disgraziato assai, è vero? Così. Ma perché ha già essere disgraziati? Comunque mo non ci da pensare più, voi dovete pensare solo a stare bene, a rimborsarvi e a fare tutto quello che da fare. Hai da fatto colazione? Veramente no. Ah, e mo la faccio servire subito. Concette, scende cabascia. Troppo mangiate per cominciare a fare con cusarello. Però, visto che pensare che vi faccio fatica assai, no? Io vi faccio fatica poco. Saccia la posizione vostra. Tenete la volontà, Ma ma... questo che dice? Fate voi, dipendo da voi. Signor, mi avete chiamato? Sì, signore. Ah, questa è la cameriera. Carino, figuriamoci la padrona. Concette, accompagna sto giovane in coppia e fallo fare una bella colazione. A su giovane. Gop! A sto giovane in coppia. Questo giovane deve essere trattato come uno di famiglia e non contrariate però, dategli tutto quello che vuole. Concette, tutto! Ma come chi le tanto geloso e fa tagliare la nonna Gop? Avete sentito il padrone? Ah, io posso chiedere tutto quello che voglio e tutto quello che voglio me lo dovete dare. Andiamoci. Cominciamo, mettiti mano a posto. Dunque, Don Benito, restiamo intesi così, 100 lire al mese, alloggio, vitto, lavatura, imbiancatura e stiratura. Non ci ho capito, Don Pasquale. E mo vi spiegherò, tu guardate all'occhio. Che le sa? 100 lire al mese, alloggio, vitto, lavatura, imbiancatura e stiratura. E il divertimento è tutto sposato. Quindi 100 lire al mese, alloggio, vitto, lavatura, imbiancatura e stiratura. Sì, signore, sì, signore. Don Pasquale intese, 100 lire al mese, alloggio, vitto, lavatura, imbiancatura e stiratura. Il divertimento? È assicurato, non vi preoccupate. Andiate con stagione, andiamo. Povero giorno, non mi fa una pena. Buongiorno Pasquale. Poi saluto, andiamo. Pasquale, oggi pazienza, chi là fuori c'è sta una puta ma Carluccio. E te che non trovi se non vai a ricevere. Che stiamo ancora con questi cerimoni? Chi le rimane se sposa a figlio? Oggi pazienza Pasquale, facciamolo contento, tu sai chi quando è nervoso, chi non è capace se tenere una parola super c'ha risciuto. Ieri sera sai che ho combinato? No. Perché no, ma stai parlando. Tu che dici? Succedette non chiamare. No. Sì, come no. Buongiorno a tutti. Uè, caro Don Carluccio, prego, questa è casa vostra. Don Pasquale, ma come io domani mi devo sposare con vostra figlia e mi chiamate ancora Don Carluccio? No, ma... Ma fosse una caricatura come volete fare? Ma che caricatura? No, ma io... Non provocando. Ma io sto provocando.
Da oggi mi chiamerete sempre con il tu, ci siamo capite? Sì, sì, come volete, voglio dire, come vuoi tu, Carluccio bello. Ascolta, figlio sta ancora nervoso con un fatto che lo succedetta ieri sera. Carluccio, bella rosa, io quando l'avevo fatto che lo succedetta ieri sera? Ah, stupidaggini, cose niente. Stupidaggine, cose di niente, diceste. Chi la volta a parlare a quattro pezzoni, boom, 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 boom. Carmine. 4 persone. 10 persone. 10 persone. Si erano permessi di non levare il cappello quando io passavo. Scostumato. Megna, ma fa che visto quando si sposa a figlio, la settimana parlare, a Roma va a capire, poi quando terzo quarto piano, Signore, che se ne non fa perché chi lava bene. Eccolo qua, vedi, Pasqua, questo vale tanto oro quanto pesa. allora speriamo che non dimagrisce. Pasqua, tua figlia sposandolo, fa fortuna sola. Lo sa. Don Pasquale, Dite. a proposito di questo matrimonio, vi vorrei dire una cosa. Io tengo l'impressione che non va con troppa genio a vostra figlia. Don Pasquale, se avesse successo un'altra volta che si dice che non mi può sposare, che succede? O terremoto di casa micciola. Non signore, nessuno terremoto, che quello non per l'orito sposato. Chi le sa questo? Ehi, non signore, non voglio mai uscire, no? E che si rimane a ognuno fa qualche buttata di capo. A lui addociamo a mettere con questo. E guardate, qua, si ma vota a casa, io non ci vedi più, e a chi valeo valeo. Non signore, non c'è sta bisogno di valere a nessuno, facciamo questo matrimonio grazie a Dio. Lei anche ha preparato già la cavalleria. Poi rimaniamo come combinati. Metti il cannelle, pensi di suonatura, e tu pensi un po' che gelato, dolce, un rosolio, un po' che vino buono per il tuo, capisci a me? No, praticamente tutto cosa. Ah no, aspetta, un momento, dei 12.000 rupi, dei rote, 4 anni, e capo la franca. Ah no, casa stai sbagliando, no. Come rimanete? I ricetti, 2 anni dava la franca, non 4. Oh, non cominciamo, Pasquale. E ti ricette 4 anni. E io che ti risponde, ricette 4 anni non ti pozzerò. Facciamo 2 anni e non ne parliamo più. D'accordo? Poi è d'accordo pure questo, sì. 4 anni dava la franca e non se ne parla più. Ma io... 4 anni, d'accordo? Te ne resta 44 in galera a te. Pasquale, ma tu ma per 2 anni mangia franco, tu volessi mettere in tutto con chi? Pure a lei ragione. E allora facciamo 4 anni e non ne parliamo più. Zio, che decide? Va a cappiare la zia? Ah, sì, che le sta aspettando, sono 3 giorni che non esce, poverella, devo sì che stiamo chiamando, noi portala a fare 4 passi per la strada nuova, che mo venga a controllare. Ma Pasquale, permettete? Prego, grazie, non vi amici, niente, ma tu ti fidi di mandare tuo nipote, tua moglie? Che ci fa, ne Pasquale? Che la decide di tanto in tanto, no, a da pigliare un po' rabbia. Che la tiene 26 anni, so io che ne tengo 60 anni. Praticamente più o meno la posizione a me, solo che ne tengo 55 e 28. Noi non facessimo nuovo, Pasquale. Pasquale. Io, quando mo, con tutto che tengo sempre chiuso, no? Io quando esco sto sempre con un pensiero, io sono geloso assai, che già fanno, Pasquale, quando mi sono consolato, il canno, io ho già lasciato 15 kg. Riesci, niente mio, Ah, la verità è ora solo, noi abbiamo fatto una fasseria, ci scusare con gli uccelli, che stiamo? Ma tu che vuoi a me, io morivo dalla voglia di avere un figliuolo. Pasquale, un figlio non è venuto, e mi sono rimasti i uomini. E così rimane tutto cosa a Carluccio e Potuto. Che buono fa? Che può fare? Io però mi ho già organizzato, mi ho già pigliato un giovane che si guarda tutti gli interessi miei e così posso stare più vicino a Giulietta mia. E pigliato un giovane? E addosso, ovvio che dici? Mo sta in coppa, sta facendo marello.
E tu fai sta norma ancora. E chi le posta quando vuoi, sta mica me ne importa. E perché ne Pasqua? Perché? Perché quello è un uomo che non è un uomo, non so se si è capito. Come faccio a capire? Ti leggi sta lettera e capisci meglio, ti. Perché è difficile a tu spiegare. Non è un uomo, dai, non è un uomo, fammi Come? Leggi. vedete che combinazione, sangue in bocca, e chi se fosse proprio buono per guardare la moglie. Pasqua, se ti chiedo, questa è una fortuna del cielo, un miracolo del cielo. Insomma, se ti chiedono un piacere, me lo fai. Che piacere. Prestami a questo giovane per un poco di giorni, io metto in da casa vicino a mia moglie e poi subito te lo restituisco. E capisci, io metto a fu guardiani di moglie. Bene, non c'è mai pensato, sto fatto. Allora me lo dai. E chi dura? Poi sai che faccio? Lo metto a fare la guardia pugliese, ma voleva essere. Non passiamo Pasqua. L'idea è stata la mia però, Signor! Che sta? E poi il fatto è grave, è quasi sicuro ma la metà lì. Che è successo? Allora, prima di tutto, la moglie vostra ha detto che si sta vestendo, che quando dopo si può fare una bella passeggiata. E dice Angelica quando sono pronto a scendere capace. Volete che scendessero qua? Falli scendere qua. Ma poi posso riga, ma l'importante non è questo. Che appena hanno visto che lo giovane che aveva fatto salire in coppa, l'hanno fatto mille domande. E poi l'hanno fatta trassin da camera lietta, capite? Va bene, non c'è te, non stai di particolare. No, forse non avete capito buono. E l'hanno fatta trassin da camera lietta e ha già detto, ma che la gente lo padrone. Sì signori, fate buono, ma non ti preoccupate, Gerette. Almeno il fusico il figo secco mi bollito là. Non signore, te ne girate assai, poi ti fanno male. Anzi, fai una cosa, sì, vammo te mettere insieme a chi là là dentro. No? E come, non è già in coppa? Non signore, ci ti vammo in mennola. E appassionata signore chi ci porta? Ma come a sciare? Ma quando sono pronta a scendere qua? No, hai ragione. E allora Vangela dice, no? Come tengo la mia agile licenziata che stai? Io ti ringrazio perché mi fate riflettere un po' una cosa che io non ce l'avevo pensato. Chi mi ha chiesto per stare attento a moglie? Mañana ti piglia colla. No, Pasqua, oggi pazienza, ma se sono attaccato le nerve. Ma ti pare che se ti poteva anche un giorno, non tu rende? Ma io dai, ho chiesto come favore. Ma è un favore che non ti posso fare. Va bene. Eccolo qua, sta arrivando. Don Pasquale, vi volevo ringraziare. Voi siete pieno di gentilezze, pieno di comprensione, pieno di attenzione. E poi tenete tutte robe di prima qualità, sapete? E in un bicchiere di vino che difficilmente si trovate qua. Quello è vino puro delle mie terre. Spummette che manca a Costantinopoli ci stanno un bicchiere di vino come chillo, Sicuro, esatto questo. Ho avuto l'onore di conoscere vostra figlia e vostra moglie. E come vi parlano? Come vi parlano? Sono due belle figliole. Veramente? Veramente. Già, è una vita vista che una vita vista, solo che a mo non vi fanno niente più. Ma non capisco a chi sta. Venimmo a noi. Allora, io come rimanetto come d'accordo? 100 lire al mese, alloggio, vitto, lavatura, impiangatura e stiratura. Hai capito? Comunque, Felipe, Don Felice, state massi di buono. Io avevo rimasto d'accordo che voleva la 100 lire. Ci ho già pensato un po'. Ve ne darò 120, siete d'accordo? 120 lire al mese, alloggio, vitto, lavatura, impiangatura e stiratura. Sì, signore. E allora accetto. Accettate. Chi è? Senti, scusa, te. Chi sei? Giovino, io sono un amico di Pasquale qui presente. Prima stavamo in società, poi ci siamo spartuti e ognuno si guardò su. Poi sei venuto con me. Io passo 150 lire al mese. E questo non è così galantuomo. Ma non è cosa di galantuomo, che io signore onestissimo. Siete ammogliato voi? È naturale, se no perché vi prenderei? E io dico che sto giovane a me non me lassa. E io dico che signore, mi si 30 lire in più. 30 lire in più. E allora io ve ne darò 170, va bene? 170 e allora non discuto più. E io vi rompo 200 lire. 200 lire? E io 250, verità? 300 lire. Casa da mano, casa da mano. 300 lire. E io, poi, che situazione che si fanno? Comunque non me ne importo, 350. E io 400 lire. 400 buoni. 450. E 500 lire. 500 lire. E io 550. 550 e 1, 550 e 2. 600 lire. E vedo troppo lusso. 600 lire, 650.
Pasquale, Oi. oggi pazienza tu non mi arrivo. Lo so che situazione che non si fa. Tu rispondi. Rispondi. 700 lire. 700 signor. Allora rimetto 800. 800. Anzi 900. 900. Ma voglio smenare 1000 per uno. A chi sono pazzo, che mi ha cercato la E 1000, alloggio vitto, lavatura, imbiancatura e stiratura. Sì signore. E allora 1001. 1001. 1200. 1200. 1300. Aggiudicato sono vostro. È mio. 1000 Pasquale, io avrei potuto mettere pure giù, ma visto che ci tenevi tanta premura e allora mi sono fermato, ci venivo comunque su quando era stato questo, venite da me, comunque sempre 700 lire al mese. 1000 lire un mese. Ma signora 1000 lire vuol dire che un valore ce l'ho. Sì, non è colpa vostra. No. Voi avete perso un valore Dove e ne sta? avete acquistato un altro. Sì. Pasquale, state buoni, ci vedremo prima del State buone. Scusa, so a fare, nessuno sa da pigliare colore, però. No, ma qua cosa? Pozzo sculo, di là 100 lire mi va arrivare a 1000 lire. Dunque, ho finito. Ci siamo spiegati, mi avete capito bene? 700. Voi siete venuti con me, vi costa sempre 700 lire al mese. Statevi bene. State buone, io che ci vuole mettere conmigo, poi. Ma dicete una cosa, ma perché il signore teneva tanta premura per me? Perché chi le purisse te una moglie giovane, capite? A me al sono capitato. Don Pasquale, io volessi fare un contrattillo però. Poi, e che preoccupazione tenuti? Io sono Pasquale Catoni, capite? Quando è di mano per fare un contratto? Vabbè, io volessi sapere che già fa per vestire 1000 lire al mese. Io mi assetto qua e poi mi dicete che già fa. Guarda, ma che è un vostro guassino? Sapete un vostro guassino? Venite qua. Eccomi di ritorno. Ho incassato la cambiata. Eccolo qua, questo è Peppino il cassino. Tanto piacere, tanto piacere. Dici, ma poi i fico secchi l'abbiamo aperte? Meno male, Michele. Allora va prima che la spedizione per Napoli, fa un press. Bene. Ma l'aiuto io? Non signore, il caso sta giù fa. Lui esce qua fuori. Oh, comandante. Fate una mano Michele a prima la spedizione per Napoli, capito? Ecco qua le signore. È arrivato finalmente. Eccoci pronte. Pasquale, oggi è proprio una bella giornata. Volessi mi appigliare un po' grasso. Ci andiamo a fare una bella camminata. E credi che non ti dispiace? Oh, va a morire, ma come fa piacere? E allora piglio tu cappello, fammi presto. No, io non mi posso muovere. Ritengo che fai in tuo negozio. E mo chi ci accompagna? Dai, che state facendo? Usate sta sciopera. Che se l'ha da fare con Giuttello? Ma scusate, che l'ha data fa con Giuttello? Che l'ha data fa Peppino? Che l'ha data fa Michele? Ma mi dicete che già fa? Chi da fa? E poi vuoti chi che ti fa? Giulietta, mettiti sotto il braccio su signori. Lise, sì, tu. Lise, metti sotto a chi sta tuo braccio. Ma io? Sì. Voi accompagnate mia moglie e mia figlia dove vogliono. Questo è quello che dovete fare. Dovete stare al servizio delle donne. Ho capito, devo stare al servizio delle signore. Certo. E voi per questo mi date 1000 lire al mese, alloggio, vitto, lavatura, imbiancatura e stiratura. E se no che vi devo fare? Andate con questo signore, andate a divertirvi. Questo qua sa quello che deve fare, state in mani sicure. So io quello che si deve fare. Contento lui, contenti tutti quanti. E allora andiamo. Facciamo presto, mettersi lui quando va per un po' più e canzone, e via. Sì. Ehi, ma che hai fatto?
tenne a mettere uno per ogni console, ma che non lo posso fare perché può essere che mi caro pochi c'era un culo. Poi, e questa non è una giacchetta qualunque, questa è una sciassa. Va buona a fresca. Va buono, ma sai che buffone di sì. Dammi a sentire, vattene fuori la sala e quando viene qualcuno me l'hai annunziato con una bella voce. Donnina, io non vi posso servire. Una volta tenevo una bella voce, tanti anni fa. Ha già fatto pure la di San Carlo. Però si dimmi una cosa, ma dopo mi veni a annunciare a qualcuno che tu volessi fare una cantata. Scusate, ma vi avete detto con una bella voce? Sì, per una bella voce voglio intendere bella, forte, capisci? Ah, ma ho capito. Va buono, un'altra cosa ti voglio raccomandare però, quando viene annunziato, fa attenzione alle desinenze. Ma perché andavano pure loro stasera? Sì. Che desinenze? Ho capito che stiamo stasera, ma come mi è venuto in capo da mettere a fare servitore? Però sì, e desinenze significano le lettere e parole, capisci? Signor, scusate, ma io non capisco. Ma tu sei a guardaporta mia, no? E ti chiamo Teresina. Sì. Teresina, come fornisce? Facendo la guardaporta e come da fornire. La settimana passata, per punto e punto, per detto utente, si scende 37, la guardaporta, non la faceva più. Va buono, io Teresina ha già capito, ma sai che vuoi fare? Vattene fuori e fa quello che vuoi tu. Ma stasera c'è sta una festa in piedi tutto. Perché? Ha già visto tutto sti lampioni. Ehi, e state zitta tu, ma che capisci? Vattene a parte fuori, non c'è pazienza. Ma fanno belle, avete fatto una bella pensata, i lampioncini. Se se ne va, esce a parte fuori. Voi avete capito una cosa, questo è una guarda forte e capisce questo. E giù da fare una novità, sì, io vedo tutto quanto mettono il cannello, ma non sono uscito con un sordo voglio poi il lampioncino. Guarda come era, ma come sta bella. Ehi, e come sta raggiata, Angelicuccia mia, ma che io non so come ti vedi stasera. Sapete che pericolo, Migna? Stasera non mi parlate. Non mi date proprio udienza, la state ma sta. Ma perché? Che è stato? Ma con chi là? Ah, me l'ha domandato pure con chi laggio. Laggio con voi proprio. Con me? E perché? Perché non mi fido più di sta vita. Se voi mi aveste avvisato mi fate sempre chiuso in una stanza, non mi sarei ammaratata proprio. Ne ieri ascetta una mezz'ora e mi arretraio. Stamattina sono stata chiusa a rinda tutto il tempo. Io vorrei sapere perché. Perché? È perché io ti voglio troppo bene, c'è una mia. Io mi metto paura di tutto. Non voglio che ti guardino nemmeno, io sono geloso assai, ma che già fa? Geloso? Ma che gelosia? Questa non è gelosia, questa è oppressione. Questa è tortura. Come stai bella stasera, mi pare una palumalla, una tortorella. E qui mi pare proprio uno scorpione. Dimmi che la capo tu. Io a te mi tengo qualunque cosa. Ma io poi non capisco che voi capite combinata. Ma capite mi si lampioncino. Ma perché? Ma che stanno malamente? Ma si capisce che stanno malamente. Ma come vi è venuto un capo fa questo? Vi che figura infelice che vi fanno? Madonna mia, Angela, ma perché è una figura infelice? Quella è una novità, quanto è bella. Bella novità, veramente degno questa novità. Il professore d'orchestra. Bravo, avanti. Felice sera. Io no, capito? Mamma mia, no, io mamma da cacciugliamo. Ma perché? Che sto? Angela? Ma come che sta? Ma che? Ma voi non vedete che chi legge canto? Ehi. Ma voi che avete fatto? Sì, stiamo a sedere, ma io questo non sapevo, aspetta un momento, aspetta. Professore, scusate, ma voi che siete giocato? Ma perché non sapeva? E poi non ero che dico patruano. Sì, ne va buono. Facete una cosa, aspettate un momento. Angela, sì, ne rite che ci vado con Cristiano, però è una celebrità. Voi tra siete là, voi mettetevi in quella stanza là che io mi vengo e va con un bello tavolino che illuminate. Pure è buono che noi non conosciamo a nessuno e che nessuno ci venga. Se no sa che bella figura che si faccia a ridere. Mamma mia.
Mamma mia, ma perché? Così? Neanche, ma dimmi una cosa, oggi pazienza. Ma Chillo, la musica? Guarda su una che mano, guarda su una con lui. Che mano? E ho spartito con moleggia. Iate venne, non mi voglio sentire più. Lasciatemi sta, basta. Io somma certo me ne mo. Angelicuccia mia. Ma come mamma ne tengo a me, non sono nata moda, come mamma ne tengo. Ma che la parola per giorno, che la figliola, friccicarella. Il signor Giuseppe Giallo. Giallo? E chi è? Falluto, sì. No, mi pare blu. Bianco. Ma se posso sapere chi stai che colori è? Aspettate che non mi arrivo. La trovi chi cancro sa trova. Ehi, chi è? Ma ci ricordate? Però, Il signor Giuseppe Rosso. Capite? Rosso, non ho già capito chi è, ma fallo trasì. Rispettabilissima Don Ignazio. Caro Don Peppino, siete voi. Però, Il principale sarà qua tra poco, lui con la moglie e la figlia. Ha invitato pure dei giovani del negozio. Spero che non vi dispiacerà. no, anzi per carità, mi fa piacere. E tanto a me che me ne importa, che lì dolci il gelato, cosa mettere lì. E così, Don Peppino, scusate, ma voi come vi trovate con Pasquale dopo la nostra divisione? Non ne parliamo, Don Ignazio, non ne parliamo. Noi lavoriamo sempre. E chi le dice che non facciamo mai niente? Alle volte mi fa certi rimproveri in pubblico che io proprio non mi merito. Io non sono nato per essere maltrattato, Don Ignazio. A me nessuno mi conosce. Ma io sono un Grugenia. Che bello genio, Che tipo? Quando è venuto chi lo Don Felice? E persa la capo. Chi era tanto geloso della moglie, che non la faceva nessuna parte. Quando è venuto issa, mi accompagnava chi là. Io non ho mai capito perché tanta affezione e tanta fiducia in quell'uomo. Sì, ma allora voi non sapete niente. Che cosa? Quello là, quel tale Don Felice, quello viene da Costantinopoli. E dovete sapere. Come signori distinti. I signori distinti e ci sono fallettra, sì. Favorite. Buonasera per 100 anni. 1000 auguri felici e con buona salute. Grazie tanti, che belli signori distinti. Pure voi siete venuti. Sì, signore. Bravo. Ce l'ha detto Don Pasquale. La rete Don Pasquale, quello. Don Pasquale che ha fatto, ha pigliato i facchinai in due magazzini e ci mi si è sciassa in culo. Nonnino, se lo fa dispiacere signore. No, per carità, ha fatto Pasquale, sta ben fatto, se va cacci e gelato stiva per fresco. Questi due dovevano venire per forza, perché noi abbiamo preparato una sorpresa per gli sposi. Che sarebbe questa sorpresa? Facetemi capire. La potremmo dire, se no si perde la sorpresa. Vedrete. Va bene, state a sentire, fate quello che volete voi. E mo permettetemi un momento, perché va a cominciare un poco il buffet, capite? Poi permettete, grazie. Mi sta risciuto. Vedi, cacciate il carte, facciamo una bella prova generale. Caccia. Oh che giorno, oh che giorno, oh che giorno d'allegria, che delizia, che delizia, che delizia, che goder. Per gli sposi, per gli sposi, per gli sposi questo sia un principio, un principio, un principio di piacere. Io ho incoraggiato la voce di soprano, non ci fa. Sposo. Eccomi qua! Poi, ecco, levatemi la miezza! Scusate, ma noi siamo degli invitati. E come invitato? Vi vado a staccare con tutte le educazioni e l'umiltà. Ma come? Sta in una casa di una persona. È stato così carta e musica in mano. Ma vedete, io... State zitti, assetta dal loco. Sì, ma... Hai capito? Assetta dal loco. Io una cosa, non arriva mai una volta. Assetta. Ma voi siete invitati? Sì signore, noi siamo i giovani del negozio di Don Pasquale. Bravo.
E aspettate dopo. Voi forse non sapete io chi sono. Io sono lo sposo. Io sono lo sposo. Gli dico che sono lo sposo e chi ne fanno che capa così? Ma voi l'educazione ha sapito o non ha sapito? Io sono lo sposo e non venite a fare poche cerimonie. Ma scusate, ma quando voi siete entrati, noi stavamo provando un coro che ho composto io, in occasione del vostro matrimonio. Ma che core è core? O core non si prova. O core si vede che hai fatto, o core si te ne ambienta. Ma voi avete capito una cosa buonata? Io ho già capito una cosa buonata. Mo fai fare una pazzella e felice notte. Andiamo a vedere che ti azzecco uno capo e ti faccio girato torno per un'ora e mezza. Non vi scomodate. Forse voi non avete capito chi sono. Gli sono lo sposo, d'accordo? E voi in faccia a me non potete dicere ad capire una cosa buonata. Carluccio non mi ferma a capire una cosa buonata. No. Ma voi siete fortunati. E sapete perché siete fortunati? Perché oggi mi ho già sposato e non posso far succedere una tragedia. Ma vedi, sta cosa qua si mi ha vista da ritta idea. Si stava già in ospedale. Perché capite, la capa mia non è buona. O sangue mio non è sangue. È petrolio. E come guardate, ma piccia sa. Ma tu sei una reina. E perché aveva una rigida? No, ma lo credeva. Poi, Carlo, tu stai qua? Sì, signore, baciamo le mani. Fammi vedere quando stai bello, Carlo. Bravo, Carlo, bravo. Sì, ma scusa, non ci sta. Bello così, ma che nel momento io queria venire, un po' di pazienza. Sì, ma un buffet sta. Portamelo i dolci. Carlo, bello così. Per brutto, mi ha aspettato Don Pasquale. No, ma non ci capite, ma noi dobbiamo mangiare con la bocca di Don Pasquale. Io sono lo sposo. Devo assaggiare prima io, no? Ma poi a proposito, che già parlare con Don Pasquale per quanto riguarda che di 4 anni dava la franca. Fammi sapere che lo pulisci. Io voglio sapere issa che anni mi ha mangiato. Ha già scritto una notarella, ius una notarella. Aspetta che finisce. Tale e quale vedete sa da mettere in contratto. Fammi sapere. Cibi che non piacciono allo sposo. Patate con lanzugna. Così mi rimane nettato. È delicatissimo. Cocozzielli alla scapice. Ne saccio mangarisce. Fegato fritto. E baccalà. Uperuola imbuttonata. Manesta maritata. Molignana a fungetiella. Alice in tortiera. Cucuzzella, casa e ova. Buono, Carlo, ma che bello così, io con calma, ma ti pare che noi mo potremmo mettere sta nutarella in due contratte? Ma sentite così, con calma, così, troppo sposata, amichevolmente, uno ci si dice, sentite, a me questi piatti non mi piacciono. Così. Vedete che si faceva questo in coppa a questa cosa? Io piglio a Don Pasquale e io mi incazzo! Non signore, non ce ne sarà sto bisogno. Io però ve l'ho già avvertita. Stammi a sentire, io piuttosto avevo pensato, sai che volesse mettere in tuo contratto, no? Che noi tutte le mattine a te, a tavola... Hai ragionito che hanno aspettato la sala, ma che la forza vanno tra sé? E ci sono? Che le stanno sotto a buco? Che le stanno sotto a so... non lo stavo facendo dicere pure a me, ma ci sono, falli tra sé subito. Favorita. Guardate un po', guardate. Vicino a noi. Aspettate Parassi. Ma che ci pigliate per sentire tu? Ma che sguardo? Ma ti vengono capelli in faccia. Voi vedete che si passa?
Noi siamo state priate e strapriate, donna Angelica Bobboni. Tra siamo contenti creanze. E che lo vire che fa? Ci fa aspettare per la sala. Aspetta solo per la sala, hai capito, no? Hai ragione che stiamo accanto per non pazza Luca. Ma se tu trovi a parte i vostri trombecani le retta. Marianni, non lo Laurienzi. Noi conosciamo solo la donna Angelica, la padrona di casa, e nessuno più. Aspettiamo qua, non lo dà retta. Non conto niente, grazie tante. Sì, avete ragione, sennò che se mi fa passare nuova stasera. Uè, cara donna Clementina, cara donna Mariantina, venite accomodate, scusate, ma io sono certa che si sarà trattato di un grosso equivoco. Prego, accomodate. Grazie, Don Ignazio, buonasera. E dovete scusare per le chiacchiere, e anche se siamo venuti un poco tardi, a causa di mia nipote qui presente, vedete, la quale, quando ha di acqua a parte, è capace di stare innanzato letto e doio. Ma non è vero, riesci da regà, ma perché volete la colpa a me? Avevi merito sulla chinilla a pungiare certi stivaletti. E mo ce l'ha tutta. Il verito come l'ha fatto bene, e quello tutti i soldi. Ma te stai zitto, no? Che stupida! Uè, che lo si discolpato la scusa così inconcludente. Noi teniamo 3 pari stivaletti, però. No, vedi che non cammini le scopre per dire la cosa. No, ma io lo so, donna Clem, che carino, ma per la ragazza scherzo. Donnigna, ma stasera sa balla? Oh, sicuro, la Rinda già sta preparata l'orchestra. Bella cosa, bella cosa. Ma donna Angelica, dove sta? Un momento, ma vedi. Ah, eccola qua, ecco. Donna Angelica. Come state? Ma come siete bella stasera? Non c'è male, è assortata. Grazie. Grazie. Oh, finalmente, dopo tanto tempo avete dato una festival. Che ogni tanto si è da divertire un po'. E credo che se non si fosse data l'occasione di questo matrimonio, manca niente aver visto va fatto. Ma perché state così divertiti voi stasera? Che ci volete fare, donna Clementina mia, che ci volete fare? Io tengo un marito che a tutto pensa, fuorché divertimenti. Caro Don Ignazio, voi dovete sapere, io sono una vecchia amica di vostra moglie e mi interessa dei fatti suoi come se fosse una mia sorella. Ma scusate se vi dico, voi così facete malamente. Che lei è giovane, ogni tanto la vita fa spassare un po'. E se no, questa che vita sarebbe? Io faccio affezione. Affezione? E io non sta affezione non ha. Voi vi credete che facete voi, e invece facete malassà. E quando volete sapere, io vado a nubile in dal nuovo, faccio sbattere, perché non mi filo più. E avete ragione. Quando uno sta così, tanto vale che vi spartite. Bravo, io è sempre buono un consiglino vicino quando la vita sta così, è meglio che lo spartire. Donna Clementina, c'è pazienza. Ma voi dite che avete i fatti vostri, ma quale affare a fare, già che pazienza, Don Ignazio. Io, se non canto ogni mattina in una balla una volta ogni 8 ore, cara malata. Che vuol dire, nonna Clementina? Vuol darsi che vi piace a ballare e a cantare e a noi no? Cioè a voi non mi piace, ma a me sì. Basta non parlarmi questo però, perché sennò sto certa che mi indosso tutta la serata. Una cosa per io però, non mi giurite più dite, perché sennò faccio cose di pazzo. Come? Da chiurarin? Chiurarin, già. Quando esce mi chiurarin e si porta a chiave. Oh, Don Ignazio, scusate, ma questo è troppo. Ma io vado donna Clementina, io tengo pure a fare mia fama, è tutta un'affezione, capite? Scusate, ma è una parola per Gerì. Che non è una parola? È una parola che non aveva parecchio. Quando sta così è meglio che vi spartite. Donna Clementina, ma voi sapete che questi sono consigli femminili. Don Ignazio, badate a come parlate, perché nessuno è femminello. Ah, siete femminello e mezzo quando parlate così. Ma sì, tu non rispondi. Non momento, sto rispondendo. Io, per regola vostra, sono una signora. Tutto sorriente mi conosce e nessuno ancora mi ha chiamato femminella. Proprio così. Però non avete imparato per un po' di educazione. No, io l'educazione la saccio, sapete, e ve ne posso dare pure lezione. Giusto, voi potete dare pure lezione, avete capito? Sì, voi non parlate, volete che intervengo io? No,
lascia solo. Lascia tu perdere, donna Clementina. No, donna Già, scusate. Scusate, ma me ne voglio. No, ma io voglio stare. No, ma io voglio stare. Ti richiamo un cenno. No, ma io voglio ballare. Ma come, Anna Clemente, voi dicete che mi volete tanto bene, poi? Oh, donna Angela, mi dispiace, ma vostro marito mi ha offeso. Se siete di parole con marito, allora mi sto. Se no, proprio mo sceniamo. No, ma io voglio stare. E state un poco zitto! Vi prego di ritirarvi le parole che avete detto a donna Clementina. Che pazienza che c'è. Così, arretrate le parole. Sono fermo, ma che volete fare? Donna Clementina, scusate, ma allora io mi ritiro le parole che vi ho detto. Adesso siete contenta? Benissimo, e avete fatto il vostro dovere. Allora restiamo. Ah, che bella cosa. Poi, ma quanto mi ha antipatico questa voglia? Arriva la sposa. Oh, ecco, finalmente. Eccoci qua. Caro Pasquale, e come mai così tardi? Che è successo? Che è successo? No, tu non lo sai, che le femmine quando hanno fatto letto e a fare serie non si spicciano mai. Uè, Carluccio bello. Caro papà, ma io, vorrei vedere qua, ma sono messo in capo uno strano vermozzulla, ha già fatto un cattivo pensiero, ha già detto, vuoi che sposo un po' venire? Oh signore, che non vero lo rito sposato. No, ma hai fatto mettere tutti sti lampioncini. Oh, hai visto come parlano belli? Riavrata. Bella assai. Solo tu puoi fare sta pensata. No, Pasquale, dimmi una cosa, io non mi scordavi di domandare. Ma ramma qualche notizia, quel don felice là, ma come si comporta? Benissimo, Ignazio mio. E se tu non mi venivi a rompere l'uovo in tuo panare, rimasta cavato con 100 lì. E tu poi te lo pigliavo con 100 lì come mese? Sicuro, tanto che le può niente da fare. Oh, mi hai fatto buono che avevi studiato un corso. No. E l'abita da Thais, l'ha già mandata a pigliare apposta a Napoli. Venite un po', scusate, oggi mi ci fa molto mandare. Va, questo come sta bene. Ditemi una cosa. Voi come vi trovate con Don Felice, con Don Pasquale, come vi tratta? Avete dormito bene? Bene, benissimo. Al mattino, Don Gettino mi porta caffè e latte a letto. Don Felice, se voi avete contrastato questo e ve ne venite con me, io a letto vi porto la cioccolata e i biscottini. Don Ignà, la cioccolata me la portate voi. E si capisce. Don Ignà, non mi conviene. Chi c'ha giurista sta scena? Una volta che non ti piace, che non mi vuoi bene, che non mi può vedere, vincella a battere 4 e 4 io non lo voglio. Dice la cerita tanta volta. Ma io se niente, per forza non mi fa scusare. Stanotte ci ho fatto annotare tutti gli anni. Povera Lisetta mia, per carità, guarda, se te li apri senza genio fa una cosa, mi vedo più presto a coppa a basci, a così muore una volta e tu ci pensi. Un saccio si passa a fare un matrimonio a forza. Ma aveva ragione, ma perché ho l'infelicità, povera figliola? È un bel che ma non si manca più a tempo. Ha dato poco per non notare, come si fa? Caro papà, io vi voglio dire qualche piatto che non mi piace. Ma buona, non è un momento, chissà quando è dopo ne parliamo, ci mettiamo a parlare di piatto, ma... Ma trovo chissà che buoni. Sorta ti ringrazio, ha già trovato un soprano. Ma voi perché state vissuto così? Perché Don Pasquale ha così voluto. Perché? Perché Don Pasquale mi era 1000 lire al mese, era un po' come fa essere pure cane, mangia sta pure zitto. Io sta cosa però non la capisco. Non la capisci che ha voluto capire voi. volevo creare se andiamo a mettere tutta quella roba che ha già portato, i dolci, i rosoli, tutto quella roba. Sì, va buono. Andiamo Voi sul sito potreste da partire, da cominciare a fare qualcosa, io che non Andiamo a ballare, facitela a ballare solo con voi però, No, solo con me. Non capisco chi sia Maria. Finalmente, mia dolce promessa, mi aspettavo con anzianità.
io non so fare troppi cerimonie. Yamma, venite a venire. Ma quanto è antipatico. Ma riuscite per una cosa, ma non sapete parlare un po' meglio. E come già parlato? Quando non va bene una figliola, che le cavare in bocca che la dice. Quella che un mucco che le dice. E già andiamo. Andiamo. Ma quanto è buono sta figlia di Don Pasquale. Ah, se fosse venuto un mese prima ci metteva a far morire e mi scusava con tutto il cuore. Ma perché la moglie? Un altro pezzo rispettabile. E a serio, che le caso tutto buono e chi poteva sapere che tenevo tutta sta fortuna. Che le canagge potete capire è perché mi è vestito di questa maniera. Io non capisco perché, guardate. Io mi giro per dire la casa. Buonasera. Felice notte. Con questo vestito state pronto bene. Prontissimo. A me mi pare un pupo. Voi non potete credere come siamo stati contenti quando siete venuti nel nostro negozio. Siete simpatici a tutto quanto. Mi che piacere, te. E in me specialmente. Non troverete un amico, ma un fratello. Un fratello affezionato. Grazie tanta. Quello che volevo chiedere un gran favore. No, non mi cercate denaro, perché fino a mo' mi hanno promesso 1000 lire, ma non ci visto ancora un soldo. No, niente denaro. Dovete sapere che io ho composto un coro qua, da cantare per il matrimonio della signorina. In questa casa, verso mezzanotte e l'una, sotto il balcone di questa casa, appunto. Solo che vi dico che è una cosa che è venuta bella assai. Ma mi manca voce di soprano. Non ha già potuto trovare una voce di donna. Ecco pulita a me. E facete questo piacere. Io, ma non se ne parla proprio, amico caro. È che tengo la voce a soprano. Io ho sempre cantato da baritone, tengo la voce a soprano. Guardate, non dite sciocchezze. Ma perché chi si può fare nel? Dicite che non mi volete fare sto piacere. Guardate, se mi facete sto piacere, io senza offesa, vi regalo 5 lire. 5 lire? 5 lire. Anticipate? Anticipate? E lasciate la carta. Ecco. Quelle sono 2 rispostine. La prima volta qua, oh che piacere. E la seconda è una stella mattutina. Va bene, mi servirò. Una stella mattutina. Poi il motivo è facilissimo. Noi ce lo concertiamo un poco, quello 2 minuti subito dopo l'imparata. Sì. Ce ne andiamo a una stanza di questa, no? E subito facciamo, bello presto, quieto. Va bene, vi servirò a dovere. Oh che piacere. Oh che piacere, mi raccomando, È una stella mattutina. Bravissimo. Dunque ci vediamo tra poco. Ci vediamo tra poco. Oh, signorina, che cos'è? Non vi sentite bene? Niente, mi gira un po' con la testa. E sedete per qua. Grazie. Noi ci vediamo tra poco. Ci vedremo tra poco, via dove? La stella mattutina. E adesso come vi sentite? Molto meglio, grazie tanto. Ma perché già essere così disgraziato di chi? Sarebbe meglio se moresse. E perché volete morire, signorina? Voi così giovane, così bella. E poi stasera dovete stare felice. Tra poco verrà il notaio e firmerete il contratto. E non me lo ricordate, per carità. Ma perché? Lo sposo non vi piace? Non mi piace. Non l'amo, non l'amerò mai. Veramente? È un uomo rozzo, senza maniere, rustico quanto mai. E poi, con certi modi. Ah, ma vostro padre non vi conosce affatto. Non sa apprezzare la vostra bellezza. C'ha una perla rara e non lo sa. C'ha una rosa di maggio e la sta facendo sfiorire. Quanto è poetico. Ma come mi vengono sti parole? Però voi siete ancora libera, dovete assolutamente dire a vostro padre che non lo volete. E non lo posso fare, perché ha già fatto già 3 voti. Ma io così allora. Io ci tangente, risparmiatemi questo dolore. Ma come, se io firmo il contratto, voi ne avete dispiacere? Assai, sì, assai, signorina. Perché dal momento che avete visto, subito mi hanno sentito sbattere cuore e dicevo tra me e me, quanto è bello. Se questa fosse la figliola della vita mia, le stesse sempre vicine e le dicesse sempre, zuccariello, simpaticone, c'è una mia. Per carità, non gridate, ma avesse sentire qualcheduno. E come non porto? Io poi voi sfidasse chiunque. E voi? Mi sposassimo con piacere. A voi? Sicuro? E allora io da presto dice Angela a vostro padre, bello risoluto. Io a chi non lo voglio, no.
Ma ti fa un presso? Ci sa chi sarà, è meglio che veniamo. Va bene, allora io vado da papà e glielo dico e poi quello che viene meno. Bravissimo. Zuccarello mio, vita mia, già ti voglio bene assai. Sì. Tu sei un caro mio, tu sei. Sì, signori, ma la dai. Sì, signore, non volete essere in qualcosa? No, grazie tante. Però sapete che piacere può essere fatta a voi? Dite. Ieri cominciavo un poco un buffet, solo a mettere la roba a posto, queste cose qua. Volesse che voi vi interessasse di mia moglie, la facesse a ballare con voi. E qual è il problema? Scusatemi un fastidio. Ma papà. Sapete come? E voi sapete che volete fare, no? Voi quando avrete la pigliata, la facete fare 4-5 giri in bolla e poi quando vedete che si sta ancora, la facete riposare. Mi raccomando, pensateci voi perché io vado a congiungere un buffet e sto sicuro, capite? Perché faccio moglie man mano a chi sta. Va bene. Che me ne vado a casa. Voi vedete voi stessi che buono. Non vi preoccupate. Bravo, sì. Scusate, avete visto un ventaglio? Ma guarda, eccolo qua. Grazie, me l'ero dimenticato. E voi che fate? Non venite dentro? Signore, veramente, mi mettete vergogna così vestito. Ma che vergogna, io vi dico francamente che con quest'abito state bene. Veramente, grazie, sono belli gli occhi vostri. Troppo gentile, ma io poi vorrei sapere perché vi siete vestuta così. È stata una stravaganza di Don Pasquale. Sapete, io non mi potevo opporre. Io mi tratto come un principe, mi tratto. E vi piace Sorrento? Assai, sì, assai. Ma non solo Sorrento, anche le sorrentine. Ne avete conosciute molte? Poche, signora, poche. Ma le poche che ho conosciuto valgono per 1000. Allora significa che sono belle assai queste poche che avete conosciuto. E chi so, scusate? No, perché sapete, le belle di un paese si conoscono. E la prima siete voi. Oh, grazie, siete gentilissimo. Vostro marito? Mi sperano con un bel ambrezzo. Infatti, perché sti cose, se si sentesse, diciamo, non fosse troppo contenta. Non ti preoccupare. Che Angela, come ho fatto tu stai ancora qua, non per parlare? Sì, mi ero venuta a pigliare un ventaglio che va lasciata là. Va, ballano poco, va a spassare, alla mente sempre che non ti spassa mai, non ti diverti mai. Eccolo qua, chi sto cavaliere tuo, Angela, va, vedi quello che vuoi fare, vedi qui. Però quello sto attaccato. Stata bella, lei, mi raccomando, state bella attaccata a mia moglie. Ma chiamo. Va bene, perché i mogli acconciano con un buffet, capite? E ci prima la roba ci verremo. Va bene. Arrivederci, a dopo. Ma che significa sto cambiamento? Sapete cosa ho trovato di buono a Sorrento? Che i mariti non sono affatto gelosi. Ma voi che dite? Sono gelosissima. Ma come fa che poi vostro marito vi lascia ballare con me? Io pure l'ho trovato stravagante, a dire la verità. Ma che vi devo dire? Forse ci avrà molta fiducia in voi, perché del resto si vede che siete un galantuomo. Ma questo è certo. Fino a un certo punto però. Fin quando non si vedono due occhi come i vostri. Fin quando non si parla un quarto d'ora con voi, allora... stiamo asciutta. Io pure va a fornicare chi lo ciacco. Io vi aspetto per ballare, allora venite presto. Verrò tosto. E questo pure è buono. Voi che stai... ma vogliamo uscire, facciamo questo buono, fa piacere. Cercamo di mettere rindi quanti. Va bene. Pasquale, vedi, noi dolce là tutti insieme. Ho fatto male, ho fatto tutto più sposati. Che mi aveva pigliato per te? Dolce, tutte quelle dose. Mi aveva pigliato per te, però. Che mi mesi 4 lampioncini e 2 cannelle allo soldo all'uno. Ma che significa? Aiuto a fare una novità. Pasqua, stai loca? Sì, sto qua. Io ti già parla seriamente. Però Don Ignazio se ne ha detto.
una cosa importantissima. Quando dico le parole con moglie, mangi pazienza. No, ma carina, facete i fatti voi, stai va che con un buffet, se mi sto Stasera certo succederà una chiassa, perché poco prima Lisetta stava piagnendo sotto il divano. Lo sposo le è venuto vicino per domandare che cos'era e che le l'ha risposto. Non l'ha già dice a buio, non l'ha già raccontato a buio. Figurati disse come stai, dite che aveva fatto succedere 48 perché è la quarta volta che le faceva questa. E aveva ragione però. Essa poi è venuta a me piagnendo e mi ha detto non mi infelicitate, non mi sacrificate a me poverello. Dici Angelo voi a papà, aiutatemi. Aiutatemi. E come l'aiuto? Chi Don Carluccio è terribile, può essere che mi fa qualcosa. Vattene terribile, chi le non sbruffone qualunque. Non ti incaricare con Don Carluccio ci parli. Ma a te ti dispiace se il tuo matrimonio si scombina? Non è che mi dispiace, ma non voglio fare questione con Don Carluccio. E non ti incaricare che la questione non se la fanno. E allora rimaniamo così. Guardate che porcheria. Lampiongelle, canneli risordi a luna. E per orchestra due suonatori in mezzo a strada. Ma che sta rosa vera? Ma se mettessero scuole e vanno invitando pure la gente. Ma poi perché sa da rendere infelice una povera guaglione? Che lei stasera tremava tutta quanta. Ah, eccola qua. Papà! Papà mio! Papà mio. E tu dicevi che pure così è finito. E a così è stato. Papà, io non lo voglio. Io pure a sparare. State zitto. Ho sparato a chi? Chi le fa finire? Invece di sparare a te, le spari a me. Poverino, che si può fare? No, senza che deciso poverino. Io contratto non lo film. Io voglio bene a nato giovane. A chi le voglio scusare? C'è sta nato giovane. E chi è? Parla, dicelo subito subito. Non ci mette la paura. Pascal. Ma tu vuoi sapere chi è? Certo che vuoi. Ma tu dici, è Don Felice. Don Felice? E tu a chi le vuoi sposare? Sì, papà. Don Felice, non so nessuno. Figlia mia, Don Felice, non è cosa per te. Ma come? Voi stesso avete detto che era un bravo giovane. Che deputato me ne aveva fatti tanti elogi. Ma io ti dicevo che era bravo come impiegato, non come marito. Ma che c'entra? Quando uno è buono sempre. Ma che oggi rispondere a questo? Ma scusa, ma perché ci trova tanta difficoltà? Mamma Non mia. può sapere? E allora leggete sta lettera e capisci. È stato così, un po' meglio abbascio. Don Pasquale, io devo parlare con voi seriamente. Dite. Io non so fatto voce né nessuno. No, chiaro. La figlia vostra, sa pensi che io sono scemo. No. Ma io non sono scemo. No, è pazzo. Ma che è stato qua? Ma che è successo? Che è successo? Gli sa Succese che qua ci sto con broglio sotto. Arriva la sposa. È tutta la serata cagagna. La domanda che c'è. E non ti risponde. Ma che sono fatto qua quello? No. Io non so qua. State zitto, se no facete correre i guardie. E io voglio fare curva. Se parlaste chiaro qua, Ma che c'è sta qualche novità? la novità è questa. Lisetta non vuole un po' di vostro e non si può sposare. Che? Ma trovo chi va a ballare, noi. È buio. Ti dico coraggio e dice non faccio la mia medesima persona che Lisetta non mi vuole. E che sia la quarta volta che me l'ha fatta. E meglio ringrazio a sto Turza che c'ho per i zii. Non lo rispondere. Don Pasquale? Sì, dite. Per voi è finita. Domani solenni funerali a Sorrento per Don Pasquale. Il problema è che tengo vestiti e spose e non mi posso sporcare, se no. Meno male che ero vestiti di sposo. Carlo, oggi pazienza, io ti voglio bene e fallo per me, non fatto amici. Sì, facetelo per Don Ignazio. Va bene per niente, io lo faccio per voi. Ma Don Pasquale, non pensate che finisce così? No. Io domani vengo a casa vostra. A casa mia. E saranno mazzate. A me? Mazzate. Mazzate terribili! E lo vado a Mo ce ne mai pure noi, Senza dolce e senza niente. Lo vediamo. È un corpo con chi si cambia. un po'.
Donna Clementi, ma chi le dice che voi tenete una bella voce e sapete cantare, perché non cantate voi? Sì, da sto pazzabuglio qua. Ci acconciamo un po'. Forza, donna Clementi. Ci tenete proprio? Sì, andiamo lì. Uno sta una primavera e trasmuto in tuo cuore, una smania fa l'amore con un fuoco e gioventù. Quando pensa una figliola, ma lo sangue rinda all'occhio, come trema nette in occhio e non guarda niente più. Mi sembra buona pasta, la era un uomo, tre mugliere, era scritto in do giornale, ma una legge speciale fa sciarrare e sai perché? Perché l'uomo non si affoga, mentre la donna è in abbondanza, ma ne voglio una panza, ma ti do a cuore tre. Carme, Carme, tesoro, tosta con ma che un'altra volta in casa di Don Pasquale, dove ci stanno pure i dolci però, perché se Don Pasquale acconsente, alle 7 ma sposina. Ma scusate voi, ma scusate. Donna Clementi, allora vuol dire che questi dolci non vi mangiate mai. Chi le sa voleva sposare? A Mugene, Giuliese voleva sposare alle 7. andiamo Gene pure noi, a chi sta fino a pazzia, Mariannea. Uffa. Felice notte. Ci sopra non la volevo sposare. E tenete qui su coraggio, ma volete sposare voi, guarda. Volevo sposare voi. Ma figli, ma io non capisco. Andiamo Gene, lì sega, non è cosa. Ma voi pure, stiamo tanto lontano. Ma come è venuto in capo venire qua? Tornate a venire, andate a moto là, che là stiamo buone. Sa voleva sposare, sa voleva. Sa voleva sposare. Ma che è successo? Ti stavo tanto lontano. E addosso io. Scusate, a cosa fa prima cazzata? Oh, che fa prima che c'è? Gli da più un rosolo, gli da più. Mannaggia alla mamma, mannaggia! Condomo tutto quello che è successo ieri sera, condomo tutto questo. È successo, con il principale ha studiato e noi ci stiamo facendo, non sa chi lo sa. Benissimo, benissimo. E poi che succede? E poi, con cassiere nostre, stavo scrivendo un po', ne serviva una voce soprano e ce la volevamo fare maestro. Bellissimo, bellissimo. Però io una cosa ve la devo dire, voi una grossa rivincita non vi avete pigliato. Ovvero, e perché? E perché? E perché chi le capo fa, chi le sta comba un re, si trova bene là, avete capito? Piglia 1000 lire un mese, mangia e dormire. Ma tu che stai dicendo? Che sto dicendo? Questo vi sto dicendo. Chi le capo mangia, chi le capo fa. Mo se ne asciuga che la signora e la signorina e se ne sono chiuso camminando per il paese. Guardate, 1000 lire al mese. Perché allora io non l'ho già fatto niente a chi? Si capisce.
Guardate. Poi ci ha fatto guadagnare 30.000 ducati. Cioè, essa ha fatto trovare 1.000 lire un mese. Guardate, 1.000 lire un mese. Che chi poi giustamente la misura guarda la moglie. Si crede che sta più sicuro, si crede. Aspetta che ci fa la pensata. Ma faccio vedere come, faccio un piattino, lo faccio. Ma che volete fare? Niente, poi rimane cosa, sul principale 2 euro sta. Sta coppa, sta facendo colazione. Andate un poco scemo. Andate un po' scemo. E a poco venga, 1.000 lire un mese. Diciamo, ci fa rimanere in canna 1.000 lire un mese. Guardate. Ha già paura che questi due amici affezionati all'ordine si sono nell'anima rippalati. Ehi, Michele, hai già fatto da pensare. Quello che doveva rispondere il soprano, ora lo faccio rispondere al basso. Non Peppino, voi con questo cuore siete nuovi, abbiate pazienza. Ma io non ci capite perché chi lo don felice non dà una voce sopra. Zitto. E non principale. Vinacca, voglio essere contato tutto cose. Sì, signore. Mamma, andate a chi là. Voglio, facete per una camminatella. Vabbè, Quello che comandava, lui che si è venuto trovando. Stiamo non Peppino. con voi. Va già dicere, padrone mio, prima cosa, che chi lo don felice che voi tenete con tanta premura, a me non mi persuade. Io sospetto cose grosse assai. Ma allora tutto quello che ti ci ha detto tu non ci credi? Oddo, non ci credo per niente. E facesse qualunque scommessa che a voi vanno cuffiate. Ma perché tu che sai? Parli. Allora, prima di tutto, ieri sera, quando la signoretta e la signora vostra le ricette tanta cosa, tanta premura, facevo farinella, facevo l'occhio a cenariella. Poi ci sono tutte che parlava con la moglie vostra, le ricette. Oh, se vi avessi conosciuto prima di Don Pasquale, a che sera mi sareste per moglie? Bravo, hai capito? Che se poi non è niente. Voi avete detto che chi non tiene forza. Ma dove alla nevera mamma? Chi là ieri quando ci portava il latte e il caffè a letto, ma strignetto con tutta la forza. E io dicevo, lassami. E gli disse niente, ma afferrai e mi retto un vaso. E tu quando me lo dicevi tutto queste cose? Io oggi ho avuto un po' di tempo e me lo sto dicendo. Però regolatevi voi perché io non ne voglio sapere niente più. Vabbè, va a tenere coppa, va. Ora appena parliamo. Sangue di bacca. Che due sei cose. O is è imbrugliato un deputato, o un deputato merita una cosa penale. Ma perché poi un deputato mi dice una cosa penale a me? E perché poi is è l'imbrugliato deputato? Oh mamma mia, sto perdendo la capa. Ma se pomeriggio con Giuttelli, e ci ha fatto un bello guai, perché l'ha già mandato a fare marella insieme. Però può essere pure che con Giuttelli merita una cosa penale. Io i camerieri sono sempre buciati. Come si fa a pure la verità? Aspetta, si dice che è stato 10 anni da Ravello. Ah, già capito. Mo scrivono un bello telegramma a Ravello e così ha pure subito la verità. Ecco qua, no, io già sapevo. Allora, Ravello, via Toledo, Napoli. Egregio signor Ravello, desidero conoscere se il vostro passato impiegato Felice Sciambocca fu scartato dalla leva e per quale motivo. Firmato Pasquale Catone, ecco qua, È nato telegramma umano deputato, umano. Egregio signor deputato, Felice Sciambocca è veramente turco o no? Ditemi la verità, posizione mia critica, io tenere moglie e tenere figli. Firmato Pasquale Catone. E così subito prima che mi fa. Lui! Vieni qua. Diceva, come sta? Va a farsi il telegramma e fa un press, sì. Va, subito. I denari tieni? Sì, signore. Va. Stanno arrivando, stiamo consigliere, Non mi finì più a ridere, no? Prima vuole dire sa. Perché state ridendo? Don Felice è la forza. Si è appiccicato uno fuori la strada. Ma che ha fatto? Se vi sapesse voleva inguidare il signore, allora l'ha già afferrata, l'ha già fatta una mazziata numero 1. Voi l'avete fatta una mazziata? E dove è uscito tutta sta forza? Poi chi Don Pasquale diceva dove è uscito tutta sta forza? Don Pasquale vi dico di più, se cane non fornisce inguidare il signore, in New York che sti passano guai. Cristiano, io quando l'ho già visto in ferratina, mi sono meravigliata. Non ha fatto muovere più. Ma perché che ha fatto? Don Felice, come siete forti. Io sono nato con il destino di essere forte. La mia è la forza del destino.
Don Pasquale, facetemi un favore, facetemelo a su vestita con le sue cappelle a capo. Ma perché non vi piace? A me, quando mai? Io tanto me la gelisa perché è così la vita voluta, io non mi volevo far dispiacere. Ma mi pare che io facendo sta figura. Ah, figura con questo vestito. Capite? Io camminassi solo, vabbè. Ma io cammino insieme al Signore. E invece mi facete un vestito bellino, bellino, e così cammino più sciolto, capite? Capite? Non è cosa proprio questa, avete capito? Facciamo una cosa, lui voglio capire una cosa. Perché i tricate più in ora e mezza? E che li ha pigliati con Don Felice, perché camminando, ci hai fatto un bugiastrano. E ci siamo trovati dentro una massaria. Bravo. La poi mi ha fatto mettere una paura, mi ha fatto. Perché che ha fatto? Lo scherzo che aveva già fatto. Io stavo guardando certo nere che era una bellezza. Quando tutti insieme, ma ci da buttare e non ci visto più né a Issa né a Lisetta. Ma noi vedevamo a voi però. Noi vedremo a voi. Io la mia solo non sapeva che era successo. E mi sono messa a camminare. E dopo tanto tempo sono asciutta. La vita mi sa paura. Ma vita mia, paura, dici la verità. Ma io non ci capito, ma allora dove stai che tu non ne hai visto? Se non nasconduto sotto una pagliata, non nascevano più. Scusa, che si è buttato sotto la pagliare, va buono, allora per il momento poi io ti vendo in coppa. Oh, e tu ieri dicesti che stamattina ci portavi a vedere massa e che mangiavamo pure là. Un momento io ti vendo in coppa, può sapere se a me a bere massa? Sì, vogliamo venire pure a bere massa. Facciamo una cosa, siamo saglini, ci spugliamo, ci facciamo una bella lavata tutti quanti insieme, poi ci riposiamo un po' che scendiamo una volta qua. Avete capito? Aspettate, avete capito? A lavata. Arroiate, loro vanno in coppa, voi rimanete qua, perché c'erano certi ordinativi. Noi ci stanno insieme il Signore. Non signore, chi la sanno avvisare? Ma chi spogliamo? Lasciate stare, sai chi scalina tagliata in coppa, che la sapete la via. Ci vediamo dopo. Papà, facetemi scusare Don Felice, che lui mi è tanto simpatico. Va buono, non per parlare, va, vattene in coppa, va. Bravo, è così. Vi siete nasconduti sotto la pagliara, vi siete nasconduti. La vita pare quando rosata che ci hanno fatto. Io pare quanta pacchera ti voglio la roba. A proposito di risate, Don Pasquale, dicetemi una cosa, ma perché ieri siamo attenti tutti quanti a ridere quando ieri dicete che mi volevo sposare la figlia vostra? Perché? Perché voi non tenete una posizione, come vi scusate? Io non tengo una posizione. Io piglio 1000 lire un mese, non tengo una posizione. Vattene, 1000 lire un mese. Io volevo 1000 lire a voi e poi per fare che cosa? Per portare a camminare. Ah, ma questa è una novità. E quando mi litera 600 lire? Ti voglierà... Posso parlare ancora perché tu sai ancora risposte di telegramma. Va buono, quando è dopo vi dico che vi pozzerai, E facete un prezzo, perché a quell'altra parte sto signore che mi ora 700 lire un mese e pure la cioccolata la mattina. E facete belle rice, facete belle rice. Guardate un po' chi è chi teneva in da casa, insulato e con i figli. Guardate un po'. Principale, ma sono i sacchi che si devono spedire a Napoli? Sono tutti quelli là, sono tutti quelli là, pigliate un prezzo. Ma come ti presto? Non ci vuoi più da dove va a guardare? Non volete, e venite che non ce la fa. Datela la mano. Sì, è che in compensa mia. Per un momento datela la mano, poi so sapere. Lasciato io, principale. Se non si fida, non importa. Hai parlato là a me, ciao, hai parlato su che ci insalla tutto. Arriviamo qua. Io. Sta forza, vedi? Andiamo, se dai salive giù. Fermi tutti! Fermi tu. Ma quelli! Sta qua lì. Sono già da salutare, Santa Cosa! Se ci mancava, poi. Don Pasquale, che tutta sorrenda, sapete l'affronto che mi avete fatta ieri sera. E tutto quanto stanno aspettando di vedere che macella da succede, Don Pasquale. Io non va possono passare in scena. Io qualche cosa la devo fare. A qualcuno devo ammazzare. Ma io che ci posso fare se Lisetta non ti vuole, Lisetta mi deve volere. Don Carlo, Lisetta non vi vuole sposare. Perché? Perché ha intenzione di sposare un altro. E io mi faccio i risottini. E gli faccio la parmigiana. Ma lo voglio. Qua, se Lisetta si vuole sposare un altro, si sposa un cadavere. Parola di Carlo. Sta bene. Alassa, Ma la vattene. Vattene! Vacci a Calluccio, non mi fiero, tu dici vattene. Ma io ti compatisco, però io ti compatisco perché tu non sei sorridente e non sai che a Calluccio non mi fiero. Ma Don Pasquale, sì, io mi parlo con lui e voglio parlare a Om. Avete capito? A Om. Ma si Lisetta non mi voleva sposare.
non andava via ieri a casa. Ma ci ha fatto venire pure un tare. No, io non posso scombere che i compagni miei. Oggi è lunedì, si può tutto giovedì, di setta, non verrà a firmare contatti, io domenica vengo e vi faccio un brutto cazzo. Scusate, signor non me firro. Dopo zitto, quando parlo con me, devo tu. Ma già non capivo. Mi pare che vi è stato detto che Elisetta non vi vuole sposare. Perciò voi mi veniate e non ci pensate più. Perché se continuate a dire carezzillo o non carezzillo, è capace che siete venuti con la cavasana e veniate con la cava spaccata. Voglio, ma si può fosse, chi è che mi ha spaccato sta cava? Io stesso. Ma tu sei un caragnolo! Ma a te, mi sbruffone. Sbruffoni a me? E io non tengo armamento. E manca. E come ce la prima fa? Ma dice Pomarolo? Non bazza! Io non bazzino. Ma fate saltare la molo! Ma l'uomo di ferro gli è caduto la mano d'acciaio. Ma guardate, mi muovo d'orondista. Ci dopo. E se disgraziatamente si scopre che è Surenda non è cariato a me buono, che succede un terremoto. Ma fammi piacere. Ma che hai fatto? Se ne è chiuso? Se ne è chiuso. Io non mette paura, chi le è stato una volta e ci inguidiamo seriamente con questi. Non vi preoccupate, Don Pasquale sacci che li devi là. Non tornano. Siete sicuri? Sicurissimo. E allora quando è così si tornano una volta, c'è la vaccina, bella cosa. Sì. C'è la vaccina. Don Pasquale Catone. Don Ferì, visto mo che ha tenuto tutta sta forza, no? Acconciate chi la ti sa che stanno di tutte le cose. E io sapevo, mi servo subito. Guardate un po' chi è sta ancora? Buongiorno, signore. Buongiorno. Siete voi per caso il commerciante Pasquale Catone? A servirvi. A favorirvi sempre. Samma camminando stamattina, non potemmo più. Scusate, ditemi una cosa, tenete con voi un certo impiegato che si chiama Felice Sciosciamucca? Sì, signore. Bene, l'ha trovata. Dovete sapere che io sono Don Cesare, il suo compare. Voi siete un compare, E sta signora questi due creature chi sono? Essa la moglie che due creature. Don Cesare, però, se permettete, spiego tutto io al signor Don spiego Pasquale. tutto. Io appunto sono la moglie chi l'assassino, di chi l'ubirbante che tenete al vostro servizio. Ma chi state parlando? Non felice? Sì, signore. Sì, E signore. voi siete la moglie? Sì, signore, la moglie, ma chi è? Ma aveva ritto che era insurata, ne? No, per la verità, io manco ci ho domandato. E invece ha mogliato con la sottoscritta e tiene pure due figli, che sono Pissicca e Verita, Cecilia e Caterina. Verite un poco, verite. Mamma, mi trovate a papà. Mamma, papà torna con noi. Sì, signore, creatura, non vi preoccupate, a papà l'abbiamo trovato. Chi lo fotente, Lazzaro, scostumato. Un bel giorno, tutti assieme, dalla sera alla mattina, si è allontanato e non si è ritirato più. Ma lasciate senza una lira chi lo fotente, chi l'uomo senza cuore. Un uomo che mi è voluto solo per interesse e non per affezione. E invece mi ero insurato per amore, e tutti lo sanno. Per sta quieta, tranquilla. E invece sto grinda all'inferno. Ma io non ero una disperata con le tue. Mio padre prima di sposarmi mi lasciò 1600 lire di rendita. Potevamo stare nella pace degli angeli. E invece sto morendo all'inferno. Ma io esco a impazzire quando penso che noi potevamo stare felicemente e invece mi fa impazzire perché io si è mangiato tutti i soldi che modisti, ballerine e sartorelle. E io stupida che pensavo, è giovane, cambierà, ogni giovane fa le sue scappatelle, che vuol dire? Ma poi mette a capo a posto, senza ore va bene a mucchiere. Ogni giovane, si capisce, ma io no, io è sempre stesso, a me non mi conviene, non ne posso più. Invece di farmi figure felicissime, di esporre il nostro matrimonio, io mi fa queste figure infelicissime. Ma io non mi sento per me, ma sento per queste povere creature, Cecilia e Caterina, le quali muoiono di fame. E vabbè, Filomena, non ti preoccupare, adesso parliamo con Don Pasquale, è prima quello che si può fare. Niente, compagno, non sento ragioni. Quando è domani accompagnami da padre o mamma che prima mangia discolpa con loro e poi mi voglio spartere legalmente.
Oh, per carità, le portate sta bella notizia che le povere vecchie, tanto di dispiacere potessero morire, non facile. E che ci ha già colpito forse? Ora che tu fa tutta la colpa vostra amica. Ma pensateci buono, donna Filomena, non pigliate decisioni affrettate. Niente, Don Pasquale, tenga capo tosto come un popierno, a che le cavene vene. Ma facete che le cavolite voi, roba tutti che i due poveri vecchi appartengono a voi, non appartengono a me. Ma fa che morni subito, ma poi che me la botta, metto pure a sparire. Don Pasqua, ma voi non ne da ricere così, perché chi se Don Felice non può più tornare a Napoli da moglie. Assegnatelo qualcosa un mese a questi poveri creature, guardate come stanno combinati, guardate, no. Trattenete uno stipendio su, da capire? Non signore, io ero poco, a Don Felice non cacci pure. Ha messo un sorveziello, ma ha combinato un deputato caro. Ma ci combini a essere un bello sorveziello. L'ha già mannato tutto figo secco che meno la mararita. Vari tu deputato caro. Ma sapete, io non penso che un deputato c'entra qualcosa in questa storia, perché chi lui l'ha avrito, a Felice. Si finge un bravo giovane. E può essere pure un deputato non ne sa per niente. Però io non faccio un po' più colpa, anzi se mi mettete là dentro, da quella stanza, lo faccio sentire come un tratto. Ma fa piacere, ma fa piacere. È capace che per dare pure sto posto mettesse il giudizio. Speriamo. A voi signore, adesso vi faccio preparare qualcosa da mangiare per voi e questi due bambini. Concettella! Grazie, signore, ce lo vorrei. Grazie, signore. Grazie, signore. Concettella, Signore, avete chiamato? Sì, vi ho chiamato. Concettella, accompagna sta signora in coppa con questi due creature e falla mangiare qualcosa. Come sono belle, venite con me, venite. Guardate questa signora, guardate un po'. State d'accordo. Guardate un po' chi mi era capitato, usurato e con due figli. E se voleva sposarli 7 amici, se la frisca. Poi, Pasqua. Poi, no. Stammi a sentire, quando foto Carluccia e che questa figlia non ci pensa più, perché si è pigliata la soddisfazione. E quello che aveva fatto ha fatto a Don Felice, perché chi lo poi impiegato tu. Andiamo, non dico proprio a capo, faccia pazienza, che a parlare. Ma poi che l'ha fatto stu nipote tuo è Don Felice, poi non hai capito. Oh, chi le dice che ha cerato uno schiocco? Ma chi sta Don Felice? È sicuro. Ma quando mai? Chi le Don Felice ha da Ma tu che dici? Che dico? Don Carluccio, hai avuto un pacchero numero 1 a Don Felice. Oh, ma allora chi sta proprio uno sbruffone? E ancora te ne va a accorgere. Dimmi una cosa, ma poi Don Felice è stato capace di fare che? Tu non sei tutto onesta, chi non è vero che è debole, non è vero che è stato a Costantinopoli, chi a Napoli, tiene una moglie con 2 figli. E lo sei di marito a me? Ma scusa, ma sti cose tu come fai per sapere? Tutti chi, ma a me marito Don Cesare, un compare solo che stai chiuso in da quella stanza, sì. Possibile, ma io vorrei che una cosa, e ho deputato. È vero che il deputato si avrà fatto pure dopo visto, che da già dice? Ma lo chiamo un coppo, colpo e non manda. Sì. Dopo lì, uscite qua fuori. Aspettate, non posso fare un servizio, ma la fa pure. Che ha sentito, signore, dice che un servizio ma la fa pure. Che scemo che Uscite qua fuori, lasciate tutte cose. Dico, Don Pasquale, caro Don Ignazio. Don Felice, ma che chiacchiere? Spugliate, provate con un cappello e chiate E a dove? dove volete voi non fate più per me, io vi licenzio. E a me non me ne importa niente, perché sta questo signore qua, che mi dà 700 lire al mese e pure la cioccolata la mattina, e a mucenne. Ma guarda, ma a me non vogliono manco 6 soldi all'anno. Voi sicuri vorremmo 700 lire al mese? Ma voi l'avete detto. E voi avete creduto? Ma questo... Non c'è pazzia! Ma scusate, questo non è giro da negozianti onesti. Allora, dopo che si fa un accordo si dice, ah, vi ma pazziato. E capimmo che fa che creatura. Già. Noi vogliamo essere creature. E voi pensate a che là di creatura? Qua creatura? Voi no. Pasqua. Cicilla e Caterina. Eppure che la povera Filomena. Ci Filomena? Voi no. Pasqua. Non sapete manco dove Filomena. A noi ci ha detto tutto cosa Don Cesare. Don Cesare? E chi è su Don Cesare? Voi no. Pasqua. Ma tu a tutti e due come stanno? Non sapete manco a Don Cesare, lo compare vostro. Oh, compare mio. Ma voi che cancro state dicendo? Don Cesare, Filomena, Cicilla e Caterina. Ma chi sono tutta sta gente? Ma che siete asciuto pazzi tutti e due? Ah, ma è asciuto pazzo. Don Cesare, uscite fuori. Ui là, noi, compare vostro. Ma va bene una cosa, guardate là.
Ma che sta terreno? Chi era amico mio che aveva cuffiato, rincello, pozzo scolare. Sì, signore, siccome me ne ha fatto tantissimo a me, ce n'ha già pensato che non fa una X. Pozzo passare guai. Ma allora, andiamo era che è insurato? Non, signore, la lettera che ti ricevuta. È stata dettata a me, a mio zio deputato, da capire? Io sono con i nipoti di Carli. Voi siete un nipote di deputato. E che la signora con quelle tue creature, chi sono? È mia sorella che in due creature, la quale si è prestata al gioco. E come l'ha saputo fare buona la parte, creature? Abbiamo trovato a papà dello Stato. Hai capito? Ma poi che c'è scritto in quella lettera? Ah, volete sapere proprio? È leggero. Vedete che scherzo aveva fatto il compagno vostro. Ah, guarda, proprio. Avete avuto una pensata un po' che spinta, però, c'era pazienza. C'ho pazienza voi, che mi ha fatto perdere 30.000 ducati. Ma non c'è la mia mamma, di che li facciamo questo da così? Pozzo passare guai. Signore, padrone, la signora che due creature se ne è avuta, mi manda a dire che vi ringrazia tanto e poi che la vita scusa. Chissà perché. Un sacci, perché un sacci poi ci ha capito perché. Come scusate, guarda, porta se aiuto a servire telegramma. Ah, ramma qua, sono i telegrammi che stiamo aspettando. Ah, chi sono i telegrammi di Ravello. Mio passato impiegato Felice Ciosciambò ha fatto il militare 3 anni, Ravello. E che c'entra questo? E c'entra perché ci ha mandato a chiedere informazioni su dove vai a Ravello. Vedete che figura ci ha fatti con Ravello? Come il gym chi sta tu telegramma. Chi sta dei deputati. Desiderio di mio nipote fare uno scherzo. Essendo amico del raccomandato, perdoniamo insieme la gioventù. E intanto voi pupazziamo, ma volete a guidare a me? Scusate, non bascavo. Scusate, va buono, fammi chiacchierare all'inizio. Dunque, io vi faccio rimanere al mio servizio, ma avrò sempre 100 di un mese come rimanete male all'inizio. Va bene, Non stiamo a casa noi, mi? Sì, ma ci andiamo tutti quanti a mangiare in campagna e ci portiamo pure a Don Gesto, Don Enrico, come si chiama? Un piacere. No, a te no, tu sta a coppa. Niente, cosa che facciamo? Andiamo a pigliare pure la moglie e ci andiamo tutti quanti a mangiare in campagna. E basta che un po'. E non sapevo. Papà, Che lei? Tu a forza tu vuoi sposare? Va bene, acconsenta, va. Friscella mia! Ma come, Pasquale? Ma tu non sai niente. Quello che stava scrivendo in quella lettera non era vero niente. È stato uno scherzo tra amici. Ma uno scherzo? Ma è stato proprio un bello scherzo! Un bello scherzo. Sicuro, bella storia! E allora speriamo. Speriamo che cosa? Speriamo che pure il pubblico pensa così e ci facessero un bel applauso.
vi rubo ancora 2 minuti. Vi ringrazio e come al solito sono emozionatissima alla fine. Vi ringrazio per essere venuti così numerosi e così con tanto affetto per l'associazione e per gli scopi di beneficenza che noi perseguiamo, lo sapete, perché quando c'è un pochino di utile noi lo destiniamo. Grazie ancora e vi do appuntamento alla prossima. Grazie a tutti. Io prima di tutto voglio ringraziare Emma Minervino perché ci sopporta e ci supporta in tutte le nostre stramberie e in tutti i nostri stati d'animo quando c'è prima di uno spettacolo. E poi voglio ringraziare tutte quelle persone che hanno reso ancora più bello il nostro spettacolo. Per cominciare dalle scene, c'è una new entry, Massimo Malavolta. Per l'audio, Francesco Quartuccio. Per video e foto, Vincenzo Peterlich. E poi voglio ringraziare 2 carissimi miei amici che ci seguono per la stampa della grafica, locandine, brochure, che ci danno una mano sempre. Grazie a Vito Costanzo ed Andrea Verniti. Io vi volevo rubare pochissimi minuti. Vi volevo dire che questa commedia è stata scritta nel 1888 e nonostante sia passato un bel po' di tempo, circa 140 anni fa, la commedia non è invecchiata perché contiene 2 o 3 elementi che la rende ancora attuale, cioè il tema della gelosia e la difficoltà di rapporti che a volte c'è tra marito e moglie. È un antico tema questo che risale alla commedia dell'arte, queste discussioni, queste litigate che hanno fatto sempre sorridere il pubblico. Però si parte sempre da un presupposto, e cioè questo, è che la donna sposa l'uomo sperando che cambi e invece l'uomo non cambia. Non è così, signore mogli? Però non è finita qui, c'è dell'altro. Dunque ripetiamo, la donna sposa l'uomo sperando che cambi e invece l'uomo non cambia. Al contrario, l'uomo sposa la donna sperando che non cambi e invece la donna cambia. Però ogni riferimento a fatti e persone è puramente casuale, Anna Maria? Comunque non volevo scoraggiare quelle giovani coppie che si apprestano ad intraprendere una vita matrimoniale. Queste discussioni, queste litigate durano solamente i primi 30-40 anni di matrimonio, poi tutto passa. Cari amici, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Un attimo solo, un minuto solo. Un applauso alle giovani promesse degli attori per caso, Marco e Flavia. Venite avanti. Fate un invito. Grazie a tutti, buonasera e buon anno.